Una nuova tragedia nel Mar Mediterraneo ha coinvolto un barcone di migranti soccorso dalla Guardia Costiera in acque SAR maltesi, diretto a Lampedusa. L'imbarcazione, portata in salvo dalle forze dell'ordine nella tarda serata di giovedì 2 febbraio, conta 46 migranti salvati, tra cui una donna incinta, ma porta con sé anche l'orrore della traversata con ben 8 corpi stipati all'interno dello scafo e quello di un neonato di 4 mesi. A raccontare l'ennesimo dramma avvenuto nel Mediterraneo sono stati gli stessi migranti, una volta sbarcati e messi in sicurezza dopo il pronto intervento della Guardia Costiera. I sopravvissuti hanno svelato ai soccorsi che lo scafo con all'interno 8 corpi di chi non è riuscito a sopravvivere alla traversata. Tra i morti presenti nello scafo del barcone c'è anche quello di una donna che, secondo quanto raccontato dagli stessi migranti, ha perso il figlio durante la traversata. La donna ha raccontato che avrebbe visto morire il figlio di 4 mesi tra le sue braccia a causa del freddo e, una volta resasi conto della tragedia, ha deciso di gettare il piccolo in mare, un gesto estremo che altri migranti non hanno potuto accettare. Un uomo infatti si sarebbe tuffato in mare per cercare di recuperare il corpo del piccolo, ma sarebbe annegato tra le onde gelide delle acque delle SAR maltesi. L'ennesima tragedia in mare non ha lasciato indifferente il primo cittadino di Lampedusa, Filippo Mannino, che ha rivolto un nuovo chiaro messaggio al governo. Rivolgo un appello al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: il governo non ci lasci da soli a gestire questa immane tragedia, aiutateci in questo modo, non riusciamo più a gestirlo. La Procura di Agrigento, con il reggente Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo d'inchiesta sull'episodio. Le ipotesi di reato al momento a carico di ignoti sono favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di un altro reato. Il pubblico ministero, attraverso le forze dell'ordine presenti sull'isola, stanno raccogliendo informazioni su quanto è accaduto su quel barcone di 6 metri partito da Sfax. Poco prima dell'arrivo del barcone con 46 migranti e 8 morti, le motovedette della Capitaneria e della Guardia di Finanza avevano già soccorso e tratto in salvo altre 2 imbarcazioni, con a bordo complessivamente 75 persone. Sul primo natante 37 erano originari del Camerun, della Costa d'Avorio, del Ghana, Guinea e Senegal, e anche 14 donne, una delle quali incinta e anche un minore.